Pace a tutti fratelli, buongiorno Chiesa, buongiorno amici, buongiorno parenti. Allora io vorrei condividere con voi una cosa che il Signore mi ha messo nel cuore questa settimana, si trova nel Salmo 105 e l'ho fatto mio e spero che riesco a trasmettervi quello che il Signore ha trasmesso a me. 105 dal versetto 1 al versetto 5 dice così: celebrate il Signore, invocate il suo nome. Fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Cantate, salmeggiate a Lui. Meditate su tutte le sue meraviglie. Esultate per il suo santo nome. Gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza. Cercate sempre il suo volto. Ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Quando ho letto questo salmo ultimamente la Bibbia mi sta completamente trasformando, perché è un libro fantastico. Sono dei libri fantastici perché la Bibbia è fatta da tanti libri e quindi esorto sempre a tutti di leggerla quotidianamente perché è fondamentale per noi cristiani. Parte dicendo celebrate il Signore. Cosa vuol dire celebrare? L'ho stato a vedere perché è giusto capire, no, di cosa stiamo parlando. E celebrare nel dizionario italiano è identificato descritto come onorare con lodi e festeggiare, poi ha altri. Quindi ci chiede di festeggiare il Signore, invocate il suo nome, quindi dobbiamo chiamare il Signore per nome, chiamiamolo per nome, si chiama Gesù, non so se tutti lo sapete, ma si chiama Gesù, è il Dio in cui noi crediamo. Cantate, salmeggiate a Lui, qua c'è poco da aggiungere. Meditate su tutte le meraviglie. Io credo che questa meditate, almeno per quanto mi riguarda, è perché siamo sempre presi da miliardi di cose, no? Si corre. E credo che il salmista qua ci invita proprio a fermarci ogni tanto, fermarci da questa grande corsa e di meditare sulle meraviglie che fa il Signore e che ha fatto e che farà. Esultate per il suo santo nome. Ecco, anche qua mi ha colpito tantissimo perché ho scoperto che la parola esultate dal latino significa saltare. Cioè esultare, almeno a me è venuto in mente i tifosi dello stadio, no? Esultano la propria squadra, esultano il proprio tifoso. E noi non vogliamo stamattina esultare il nostro Signore? Gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Allora la domanda è questa: se tu sei qua stamattina per cercare il Signore, il tuo cuore deve gioire. Ok? Quindi facciamo nostro quello che il Signore ci ha da dire stamattina. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Sapete che nel Signore noi troviamo la forza davvero per affrontare questa vita? Ma dobbiamo cercarlo, qua ci invita, cerchiamo. E dice cercate sempre il suo volto, quindi non ogni tanto, non quando le cose ci vanno male, non quando non sappiamo cosa fare, sempre il suo volto. E poi per ultimo termina dicendo ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei suoi miracoli, dei giudizi della sua bocca. Però c'è una cosa che mi è sfuggita che vorrei un attimo ricordare. Dice fate conoscere, nel verso 1, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Giovedì abbiamo avuto l'evangelizzazione e speriamo di rivedervi e di ritrovarci di più, perché è una cosa che tutti noi siamo chiamati a fare. E una sorella, Rosanna, ha condiviso una sua testimonianza e ho compreso di quanto è importante condividere la nostra testimonianza di vita con il Signore tra i popoli, quindi con le persone esterne. È importante ed è fondamentale che noi testimoniamo nel Dio in cui crediamo. È fondamentale, fratelli, è fondamentale. Adesso dobbiamo lodare, dobbiamo gioire e dobbiamo far sentire la nostra voce al Signore. Noi non siamo qua per fare un'esibizione, siamo qua perché insieme a voi possiamo davvero far sentire la nostra voce al Signore. Ok? Amen. Leone della tribù di Giuda ha aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla, perché tu sei re dei re. Leone della tribù di Giuda hai aperto una porta per me e nessuno potrà più chiuderla.
perché tu sei re dei re. Ed io entrerò e la sua gloria vedrò, ed io entrerò ed un risveglio avrò. La mia vita si accenderà per te e brucerò di un amore intenso per te. Su di noi, manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito,
fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Smettila di opprimere la tua anima con il pregiudizio e il giudizio degli altri. Smettila di vivere pensando ciò che gli altri pensano di te. Questa mattina il Signore ti dice: sappi che io ti amo così come sei, e ti amo a tal punto di aver dato mio figlio per te, affinché tu abbia vita e vita d'esuberanza. Figlia mia, figlio mio, cammina a testa alta. Non ti preoccupare, dice il Signore, perché sono io che ti giustifico, sono io che ti fortifico, sono io che sto costruendo la tua vita, dice il Signore. Ma smettila di vivere con il pregiudizio degli altri. Lascia perdere, lascia che sia io a dire ciò che tu sei. Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore. Io ti porterò con me per l'eternità. Questo è ciò che io questa mattina desidero che tu sappia. Tu sei bella, tu sei bello, perché io ti ho formato così. Lodami con tutto il tuo cuore questa mattina, perché riceverai una liberazione nella tua mente, affinché tu non possa vivere più sotto giudizio e sotto pregiudizi degli altri, ma tu possa vivere nella piena libertà come figlia e come figlio mio, dice il Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Oh, lascia la bacanda la passaglia. Alleluia. Alleluia. Sono qui sulle ginocchia. Alleluia. Qui io aspetterò. Ora shalabakanda. Io aspetterò. Sì, Signore. Muoviti con lo Stringimi Alleluia. fra le tue braccia. Qui io cerco te. Oh, alleluia. Io voglio te. Io mi arrendo. Alleluia, Signore, ci arrendiamo a te, al tuo spirito. Alleluia. Santo sei, Signore.
adesso, Gloria a Gesù. parlami adesso. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti. Alleluia, gloria a Gesù. Come un vento che soffia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Come un vento che soffia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Ora che vogliamo avanzare. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora scena magana passare. Vieni Spirito Santo sulla chiesa, soffia il tuo Spirito. Porta guarigione e liberazione. Guarisci, liberazione. Soffia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Come un fuoco che brucia dentro me, fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Fai ciò che vuoi, fai ciò che vuoi in me. Io mi arrendo, Sì, Signore. io mi arrendo, voglio conoscerti, Santo sei, Signore. voglio conoscerti. Santo sei, Signore. Io mi arrendo, Sì, Signore. Vogliamo conoscere il tuo amore, Signore. La profondità del tuo amore, Signore. voglio conoscerti, voglio conoscerti. Io mi arrendo.
l'aria che respiro. è l'aria che respiro. Cercare il volto tuo. Alleluia. Cercare il volto tuo È il motivo per cui vivo. Alleluia. è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù. Restare in te, Gesù, La bascia, la bacanda, la passaia. toccando il tuo cuore, Apertamente io ti dichiaro. apertamente io Ti dichiaro. ti dichiaro il mio amore. Dillo con tutto il tuo cuore, voglio stare con te, Signore. Voglio stare con te, Voglio stare con te, alleluia. non voglio altro che te. La tua grazia, La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. La tua presenza in me, Signore, benedici i nostri fratelli a casa. Che è sono l'aria che respiro. Stendi la tua mano di guarigione, Signore, nel nome di Gesù. Cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Diglielo, voglio stare con te, Signore. Voglio stare con te. Alleluia. Non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te. Salmo sei, Signore, alleluia. Non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Alleluia. Signore, vogliamo pregarti per i nostri fratelli che non sono qui questa mattina, perché sono stati colpiti da questo virus. Signore, ti preghiamo che loro possano vivere in comunione con noi questa mattina, che ci stanno seguendo, che possono ricevere la tua benedizione lì nelle proprie case e che possono essere liberati nel nome di Gesù. Benedici dovunque in questo momento si sta lodando e benedicendo il tuo nome, dove i tuoi figli sono radunati nel tuo nome, dove ti stanno celebrando un culto, che la tua benedizione scenda in mezzo a loro, come questa mattina lo stai facendo in mezzo a noi. Signore, questa mattina noi ci aspettiamo che tu operi ancora di più nel nostro mezzo. Non ci accontentiamo, Signore, di una semplice benedizione. Vogliamo ricevere guarigione e liberazione nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, accomodatevi, gloria a Gesù. Alleluia. Quanti convengono con me che è bello lodare il Signore? Alleluia.
C'è liberazione nel lodare il Signore, amen. È un insetticida per il nemico, qualcuno diceva. Gloria a Dio. L'Apostolo Paolo diceva: infatti cerco io ora di accattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servo di Cristo. Fratelli, sorelle, questa mattina sentivo così forte nel mio cuore, nel mio spirito, che qualcuno vive ancora, siamo legati ancora a piacere agli uomini o piacere a qualcuno. A volte vogliamo piacere più a qualcuno che al Signore e quindi cerchiamo di accondiscendere. A volte cerchiamo anche di andare incontro quando sappiamo che certe cose non glorificano il nome del Signore, non portano gloria al Signore. Ma questa mattina io voglio dirti che il Signore ancora una volta ti vuole dire: noi dobbiamo piacere a Lui. Assicurati di piacere al Signore. Non preoccuparti se non piaci a qualcuno. Non ti preoccupare. Anche se stai facendo il servizio per il Signore, per l'opera per il Signore, qualsiasi compito Dio ti ha dato, ricordati che chi ti ha arruolato non è il pastore della Chiesa, ma è il Signore. Non è nessun uomo che ti ha arruolato, ma è Gesù Cristo, il Signore che ti ha arruolato. È Lui che ha messo un marchio sulla tua vita e si chiama Gesù Cristo. Amen. E dobbiamo piacere a colui che ci ha arruolati. Amen. Assicurati. Questa mattina io ti predicherò un messaggio che è un seguito un po' di quello che il Signore sta parlando alla nostra vita, domenica dopo domenica. Il messaggio che ti predicherò: a che livello sei? Qual è il tuo livello? E voglio dirti che il livello non è giudicato da ciò che gli altri pensano di te. Il livello lo saprai tu. Non lasciare che gli altri pensano ciò che tu sei. Mi sono spiegato? La parola di Dio dice: ognuno esamini se stesso. Non dice che gli altri devono esaminare te o lasciarti esaminare dagli altri. Mi sono spiegato? Non possiamo essere prede e vittime di altri o di ciò che gli altri pensano di noi. Dobbiamo avere una piena consapevolezza e certezza di ciò che siamo in Cristo e di ciò che Cristo pensa di noi. Amen? Siete contenti? Gloria a Dio. Quanti ringraziano il Signore per i messaggi della parola di Dio che vengono dati in questa comunità? Gloria a Dio. A che livello sei? Che cosa voglio dire con questo? Vediamo come posso iniziare. Seconda Corinzi capitolo 13, versetto 13. Leggeremo questo verso della parola di Dio. Questo verso viene detto che è la benedizione apostolica sulla Chiesa. Mi sono trovate diverse volte nella Chiesa Cattolica. Sapete che io sono entrato in Chiesa Cattolica quando avevo 27 anni. Non ero mai entrato prima in Chiesa Cattolica. Sono entrato che avevo 27 anni e sono entrato qui nel Veneto. Sono entrato in un funerale. Mi sono sentito un po' perché non ero abituato. E sono entrato con molta non so come dirvi, ma avevo una sensazione dentro di me di entrare in un luogo che non era adatto a me. Ma la realtà, questo è perché comunque ci vengono inculcate delle cose. Ma quello che voglio dirvi è che il Signore non c'è luogo dove la presenza di Dio non può esserci. Dio è dappertutto. Lo Spirito di Dio è dappertutto e sa parlare ai cuori in modo particolare. Noi abbiamo fatto dei legami, lo abbiamo iscatolato in qualche modo, ma Dio non lo può iscatolare.
Dio parla. Dio parla ai cuori. Quando sono andato la prima volta sono andato tramite gli americani che erano venuti qui e volevano visitare la cattedrale di Sant'Antonio di Padova, i nostri fratelli americani, io sono andato con loro e sono entrato in questa cattedrale di Sant'Antonio di Padova. Mi ha sconvolto. Sono rimasto scioccato nel vedere le persone vicino alla tomba o vicino a quel posto che si battevano il petto e piangevano con lacrime. E io ero lì, che in qualche modo sono stato toccato nella mia anima e dicevo: Signore, quanto sei buono, perché tu guardi al cuore. Tu guardi al cuore. E sono convinto che il Signore era anche lì. Dio non è un uomo, fratelli miei. Dio è Dio. Quanti sono convinti che troveremo tanti cattolici in cielo? Quanti sono convinti che non troveremo tanti evangelici in cielo? E se io ci sarò, dirò: gloria a Dio, ce l'ho fatta! Perché il Signore ha avuto pietà di me. Seconda Corinzi capitolo 13, versetto 13: la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Così concludono anche le messe. Così conclude. E così concludeva anche il mio pastore. Nella chiesa alzava le mani e diceva: ed ora la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, la carità di Dio Padre, la comunione e la guida del suo Santo Spirito siano con tutto il suo popolo da ora in eterno. E tutta la chiesa diceva Amen. E andavamo a casa. 3 livelli. A che livello sei tu? Ti potrai trovare nel livello della grazia. La grazia non è un concetto. La grazia è una persona e si chiama Gesù Cristo. La grazia non è un concetto. La grazia è una persona. Romani capitolo 5, versetto 15 dice: e che differenza c'è fra il peccato dell'uomo e la grazia di Dio? Perché se in seguito al peccato di un uomo solo, Adamo, tutti gli altri furono colpiti dalla morte, sempre per mezzo di un unico uomo, Gesù Cristo, Dio ha dato in abbondanza la sua grazia e il perdono per tutti. La grazia di Gesù Cristo sulla nostra vita. La grazia di Gesù è con te. Amen. Alleluia. L'Apostolo Paolo, rimproverando i Galati, al capitolo 5, al versetto 4, li rimprovera. Se voi sapete la lettera dei Galati, l'Apostolo Paolo dice: voi avete iniziato per lo Spirito, adesso vi state iniziando a camminare per la carne. Fate attenzione. E l'Apostolo Paolo, Galati 5, versetto 4, dice qualcosa di straordinario. Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Alleluia. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Wow! A volte noi pensiamo che quello che stiamo facendo lo meritiamo qualcosa. Qualsiasi compito, attività pastorale, sei il pastore della chiesa, Dio ti ha chiamato a pastorare la chiesa, sei un evangelista, sei un musicista, sei un cantante, sei un insegnante di scuola domenicale, qualsiasi cosa stai facendo, non vantarti mai di nulla, vantati solo della grazia di Gesù sulla tua vita. È per grazia che noi siamo stati salvati, non è in virtù d'opera, dice l'Apostolo Paolo, affinché nessuno si glori. È per grazia. E ci sono alcuni che vivono a questo livello nella grazia e continuano a vivere al primo livello nella grazia, ma sai, ma non abusare della grazia. Non abusare della grazia di Dio.
Non continuare a peccare e continuando a basarti sulla grazia di Dio, abusare della grazia di Dio. Nella Chiesa Cattolica Romana c'è il confessionale. Ci si va a confessare, mi sono scaricato e adesso ne posso fare altri. Poi ritornerò e mi vado ancora a scaricare. Non abusare della grazia di Dio. Perché questo non è soltanto nella Chiesa Cattolica Romana. Magari tu vai dal Signore, preghi, perché non vai da un uomo, ma preghi, ti scarichi, poi esci e fai peggio. Non abusiamo della grazia di Dio. Viviamo nella grazia. Amen. Dobbiamo essere riconoscenti a vita di ciò che Cristo ha fatto per noi. Ci sono persone che sono riconoscenti a vita per qualcuno che gli ha dato un organo del suo corpo, per qualcuno che gli ha dato una trasfusione di sangue perché quella malattia portava a morte. E quella persona, pur non conoscendola, magari gli ha dato un organo del suo corpo, gli ha dato un cuore, gli ha dato il fegato, gli ha dato un organo del suo corpo che nemmeno sa perché quella persona è morta e gli hanno preso subito il corpo e gliel'hanno trapiantato e quella persona vive grazie a quella persona che gli ha dato quegli organi. E quindi è riconoscente a vita. Io ho visto qualche trasmissione in America dove le persone hanno voluto conoscere e sono andati dai parenti, dal genitore, dalla madre, dal padre a ringraziarli e vedere il bambino, la persona che gli ha dato quell'organo. E questo è per la vita terrena. Quando più noi dobbiamo ringraziare il Signore ogni giorno perché ci ha dato vita eterna. Vita eterna. Ha scritto il nostro libro, il nostro nome nel libro della vita. Gloria a Dio. Fratelli, è qualcosa impagabile. E noi ogni mattina, se non abbiamo altro per ringraziare il Signore, ringrazialo per la salvezza. Signore, grazie che mi hai salvato. Grazie che hai mandato Gesù sulla croce a pagare per il mio peccato. Abbiamo parlato in questi giorni, vi ricordate, qualche settimana fa ho predicato intimità con Gesù. Poi avevo predicato intimità con il Padre, intimità con il Figlio. Adesso io voglio spendere il tempo in questo messaggio nell'intimità con lo Spirito Santo. L'amore di Dio. L'Apostolo Paolo scrive diverse preghiere, la grazia del Signore, poi dice l'amore di Dio, il secondo livello è l'amore di Dio. E Paolo scrive diverse lettere, scrivendo nelle sue lettere dice: io piego le mie ginocchia davanti al Padre e prego affinché voi conosciate questo amore che sorpassa ogni intelligenza, l'amore di Dio, vivere nell'amore di Dio. La lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo scrive: io prego affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, affinché possiate conoscerlo pienamente, capitolo 1, versetto 17, affinché voi possiate conoscerlo pienamente. Il capitolo 3, versetto 19 dice di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Perché dobbiamo conoscere l'amore di Dio? Perché siamo prede vittime delle circostanze intorno a noi e ci lasciamo condizionare dalle situazioni in cui viviamo. Ma se noi invece conosciamo chi è Dio nostro Padre, noi viviamo nel suo amore. Ci sono tanti, come vi ripeto, che si lasciano coinvolgere dagli affetti degli altri. Se non vivi nel branco, se non sei inserito. Noi sappiamo, no? Seguiamo il bullismo, quando i ragazzi vivono vittime di questo bullismo, ragazze che arrivano al tal punto di togliersi la vita, di suicidarsi, perché gli dicono sei grasso, sei troppo magro, sei troppo brutto. E quante persone, forse in mezzo a noi, anche hanno vissuto di bullismo. E sai quando si sta male?
Ma quanto è bello quando invece tu sai e realizzi ciò che Dio dice di te. Davide dice: sono stato fatto in modo stupendo, meraviglioso. Oggi la società ti vuole in un certo modo e ti presenta sempre dei modelli in un certo, sempre più magri, più magri, più magri. Ci sono certe donne che vogliono essere talmente magre che hanno paura di non esserci nella bara quando muoiono. Quindi cercano di essere sempre più magre. Dalle nostre parti, mia mamma diceva, c'è qualcuno che già mi vede che sorride, ve lo dico in napoletano, a ghiattezza e mezza bellezza. Chi è grasso è bello, che non è vero. Però mangia, 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 come sei sciupato. Mangia. Non va bene neanche quello. Però non possiamo vivere vittimi e prede di certe situazioni. L'amore di Dio. L'amore di Dio è indescrivibile. L'amore di Dio non è quello che tu pensi. Gesù ci ha dimostrato l'amore del Padre. L'Apostolo Pietro dice: abbiamo conosciuto questo amore, lo abbiamo visto. E chi lo dice? Pietro, colui che ha rinnegato il Signore, ha visto l'amore. Quando dice a quel paralitico guarda noi, sta dicendo guarda me, io non sarei neanche potuto essere degno perché l'ho rinnegato. Ma invece lui mi ha amato tantissimo. E addirittura mi ha affidato un compito. Mi ha riaffidato un compito, l'amore. Con la donna samaritana il Signore l'ha amata. Era una donna rigettata dalla società. Gesù l'ha amato. L'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Qualcuno ha detto che se si perdesse la parola di Dio, si perdesse tutti gli scritti, i versi della parola di Dio, ma si trovasse solo questo verso: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, lo stesso salverebbe miriadi e miriadi di persone. L'amore di Dio. Fratello, sorella, vivi nell'amore di Dio. Vivi nell'amore di Dio. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Apostolo Giovanni, l'apostolo dell'amore, dice: vedete di quale amore c'è manifesto il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non lo conosce, perché non ha conosciuto Lui. L'apostolo sta dicendo che noi siamo figli di Dio. Amen. Questo è il secondo livello. E molti vivono nell'amore. Si basano soltanto di vivere nella grazia e nell'amore di Dio, ma hanno poco rapporto con lo Spirito Santo. Non hanno un rapporto quotidiano, giornaliero nello Spirito Santo. Sono quelli che, vediamo se riesco a spiegarmi, sono quelli che vivono nella Chiesa, li vedi, vengono ai culti, vivono nella grazia, vivono nell'amore di Dio, sono basati dall'amore di Dio, ma non si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Non sono strumenti nelle mani di Dio, sapete perché? Perché non hanno realizzato la potenza dello Spirito Santo nella loro vita. E qui ci vorrebbe un grande... sì. Sapete cosa disse Gesù ai suoi prima di andare al cielo? Atti? Che cosa dice? Atti 1,4. Durante uno di questi incontri, mentre stava a tavola con loro, Gesù ordinò agli apostoli di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare che lo Spirito Santo scendesse su di loro e s'adempisse così la promessa di Dio di cui lo stesso egli aveva parlato. Non ve ne dipartite da Gerusalemme, fin quando non siete stati rivestiti dall'alto. Il Signor Gesù sapeva che aveva bisogno di unzione dello Spirito Santo per operare e per essere usati da loro.
La Chiesa senza lo Spirito Santo non ha motivo di esserci. Sapete qual è il problema? Che in alcune chiese, in alcuni posti, lo Spirito Santo se n'è andato da tempo, ma non se ne sono accorti. Non se ne sono nemmeno accorto che lo Spirito Santo non c'è più in mezzo a loro. E sapete di cosa vivono? Vivono di grazia ed amore. Grazia e amore. Sapete chi è che viveva di grazia ed amore negli anni 80? Fate l'amore, non fate... Come si chiamano? I figli dei fiori. Come erano belli con la resella in testa, con i capelli lunghi, con i pantaloni. Facevano figli con amore e grazia. La Chiesa, lo voglio ripetere con autorità, te lo ripeto, la Chiesa deve essere unta dallo Spirito Santo. Ogni credente deve nascere con la guida, la potenza dello Spirito Santo. La Chiesa non ha motivo di esserci se non c'è la potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che libera, è lo Spirito Santo che guarisce, è lo Spirito Santo che compie l'opera. Gesù disse: conviene che io me ne vado, e quando me ne andrò io vi manderò il Consolatore, e sarà con voi, per voi, ed egli vi guiderà in tutte le cose. Nella Chiesa c'è bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito Santo nella Chiesa, ci sono problemi seri. Giovanni 14,16: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga, cioè dimori con voi per sempre. Lo Spirito Santo deve vivere nella tua vita. Ora io non giudico il tuo livello, non mi permetto di giudicare, però dall'albero si vede i frutti. Siete d'accordo? O no? Come puoi vedere il livello dello Spirito Santo nella vita di una persona? Come lo puoi vedere? Come lo puoi analizzare? Se sta vivendo al primo livello, se sta vivendo al secondo livello o se sta vivendo al terzo livello. Se vive al terzo livello sta servendo il Signore e lo sta facendo con tutto il suo cuore. E lo sta facendo perché non può fare a meno di farlo, perché così dice la parola di Dio. Paolo diceva: l'amore di Dio mi costringe, cioè io non posso fare a meno di farlo, perché lo Spirito Santo mi spinge a farlo. Non ci sono credenti seduti nel popolo di Dio. Guardate cosa dice il Signore quando parla ai suoi servi: alzati, alzati. Andate a vedere nella parola di Dio, sempre non dice siedi, alzati e vieni, alzati. Oppure dice sali, sali quassù, alzati, sali. La Chiesa del Signore è una Chiesa in azione. Tu potrai continuare a vivere al primo livello, al secondo livello, e gloria a Dio. E con questo non voglio dirti che non andrai in cielo, perché non sono io a giudicare, ma il Signore. Se fosse stato per me, tanti di loro non l'avrei mai portato in cielo, ma neanche in chiesa. Pensate dove arriva la cattiveria. Se il Signore avesse detto a me: costruisci l'arca e fai entrare una coppia per ogni animale, io certi animali non l'avrei mai fatto entrare, ma neanche se vuoi. I topi, le zanzare, le serpenti, vederli che camminano per farti loro, via, guardate dentro. Ma certamente Dio ha voluto che entrassero tutte le specie, solo alcune, perché sapeva
Ma quello che voglio dirti questa mattina, te lo dico con tutto il mio cuore, fratello, sorella, non sono qui a giudicare il tuo comportamento, la tua vita, io guardo me stesso. Per questo all'inizio ho iniziato a non lasciarti che gli altri pensano ciò che ti giudicano per ciò che vedono. Però tu sai a che livello ti trovi. Tu lo sai molto bene qual è il tuo livello. Potrai continuare a vivere per la grazia, potrai continuare a vivere per il suo amore, ma dimmi una cosa, vale la pena vivere una vita così? O vale la pena essere usati da Dio? O vale la pena vedere che Dio ti porta in qualche posto e tu vieni usato e vedi l'opera dello Spirito Santo sulla vita di quella persona e vedi che è successo qualcosa, è avvenuto qualcosa nella vita di questa persona che tu non avresti mai potuto fare con tutta la tua capacità, con tutta la tua bravura, con tutta la tua esperienza, ma vedi ciò che lo Spirito Santo fa nella vita della persona, non vale la pena vivere. Non vale la pena strappare un'anima dall'inferno. Perché il Signore ci ha salvati? Per quale scopo il Signore ci ha salvati? Non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti. Perché? Perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. Non c'è niente di più bello, credetemi, di annunciare Cristo a una persona, di parlare del Signore a una persona, di parlare a una persona che magari prima era inconvertita, non aveva mai sentito parlare del Signore. La prima volta che sono entrato in ospedale è entrata una persona che era atea, completamente atea, e si è trovata proprio di fronte a me. Avrei potuto aprire la Bibbia e fargli una valanga di versetti addosso. Avrebbero servito a qualcosa? No. Sapete cos'è servito? È servito che quando lui è venuto su dalla sala operatoria, che era mezzo addormentato, io sono sceso dal mio letto, sono andato vicino e ho pregato per lui. C'era una semplice cosa, che c'erano i microfoni aperti e l'hanno sentito anche quelli che erano in portineria. E sono venute dentro le infermiere. Pastore, che bella preghiera che ha fatto. Qual è il morale? È uscito da lì non più ateo, ma con un cuore predisposto di aprire il suo cuore per ricevere il Signore. Che bello! E questo vale più di 1000 prediche dal pulpito. Vivi nello Spirito, vivi nello Spirito, conosci lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, non è la forza attiva. Lo Spirito Santo è Dio. Alleluia! È Lui che ti parla, è Lui che ti dice non andare di qua, vai di là. Aspetta, fermati, parla, stai in silenzio, taci. Lo Spirito Santo ti dice quello che devi fare, ma per fare quello che lo Spirito Santo ti dice di fare lo devi conoscere. Devi sapere ascoltare la sua voce. E lo Spirito Santo vuole questa mattina usarsi di te e vuole dirti: abbiamo perso troppo tempo e non ci conosciamo ancora, io voglio conoscerti. Vuoi tu conoscermi? Non importa se parli in lingue, attenzione, non si tratta di parlare in lingue. Non si tratta di parlare. Qualcuno pensa: sono battezzato nello Spirito Santo perché parli in lingue. Quello edifica te stesso, dice la parola di Dio. Quando parli in lingua edifichi te stesso. Ah, ma sai, quel fratello parla in lingue. Ma vedessi in chiesa come parla in lingua, poi fuori con la lingua non la... Dovrebbe dare una giustatina.
In chiesa parli in lingua e fuori parli italiano e lo conoscono molto bene l'italiano tutti. Dobbiamo fare molta attenzione. Ma quelli che sono guidati per lo Spirito, quelli che Dio usa potentemente, sono quelli che in silenzio chiudono i propri occhi e pregano nello Spirito. E il Signore li esaudisce e c'è guarigione, liberazione nel nome di Gesù. Oro e argento non ne abbiamo. Alleluia, oro e argento non ne abbiamo, viviamo nella grazia. Sì, dice Pietro, io vivo nella grazia perché il Signore ha avuto grazia per me, io vivo nell'amore perché Dio ha avuto amore per me, ma io vivo nello Spirito, quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati. Solo così possono alzarsi le persone, non è per le buone opere, ma è per lo Spirito. E devi conoscere questo Spirito che sopravanza ogni intelligenza. È uno Spirito che si muove con potenza nella Chiesa. E lo Spirito arriva dove tu non puoi arrivare. Alleluia. Lo Spirito tocca lo spirito dell'uomo e lo guarisce, lo libera, lo sana. Non è semplicemente toccare l'anima, perché l'anima è una sensazione. Io oggi vengo qui da 22 anni che sono pastore in una chiesa e i fratelli che sono con me da tanti anni lo possono dire. Abbiamo visto centinaia di persone venire avanti, piangere, toccati nel pianto, hanno bagnato di lacrime il pavimento e non le abbiamo più viste. Quello è emotività. Ma quando vieni toccato nello Spirito, alleluia, la tua vita viene trasformata, cambiata e puoi dire completamente: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in me. Perché? Perché c'è una certezza dentro di te, che né vita né morte, né principati, né potestà, nessun'altra creatura potrà mai separarti dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo attesta insieme al mio spirito che io sono un figlio di Dio. Dillo al diavolo quando ti viene a bussare alla porta: io sono un figlio di Dio. Prendi autorità, non avere paura. È una mosca. È una mosca. Belzebù si chiama, è l'Iddio delle mosche. E quando lo Spirito Santo viene, la parola di Dio dice: resistetevi dunque al diavolo, resistetegli in faccia al diavolo, sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli ed egli fuggirà da voi. Dobbiamo prendere autorità come figli di Dio, dobbiamo sapere chi siamo in Cristo Gesù. Oggi la Chiesa sta vivendo ancora, ma noi siamo l'unica che può cambiare questa civiltà, l'unico che può dare un senso di vita a questo mondo. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Ora, se il sale diviene insipido, a che serve più? Non servirà più a niente se non a essere calpestati dagli uomini. E allora viviamo cosa? Sotto la grazia, sotto l'amore, o vogliamo vivere per lo Spirito? Io desidero una Chiesa ripiena di Spirito Santo, desidero uomini e donne ripiene dello Spirito di Dio. Adesso quando vai a casa, domani, quando vuoi, prenditi del tempo con tuo marito, con tua moglie, se sei sposato, inginocchiati e di: Signore, riempi questa casa del tuo Santo Spirito, riempi la mia vita del tuo Santo Spirito, fa che si vede la luce in questa casa, gli altri la possono vedere, e bussare la porta e dire: abbiamo bisogno che ci parli di Gesù. E lo Spirito Santo, dice gli Atti degli Apostoli, è lo Spirito Santo che aggiungeva alla Chiesa. Lo Spirito Santo aggiungeva coloro che erano sulla via della salvezza. Lo Spirito Santo sa come parlare a tutti i cittadini di Marostica. Siete convinti oppure no? Ma che cosa devono trovare qui? L'amore, la grazia e la potenza dello Spirito Santo. Sono tre cose che non devono mancare. Ecco perché l'Apostolo Paolo scrive: la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. Vedete, parla di una comunione, di un'intimità con Lui. Dobbiamo smettere di farci i nostri culti, settimanale, martedì, giovedì, la domenica. Il tuo culto deve essere ogni giorno con il Signore.
ogni giorno la tua relazione con il Signore. Fratelli, questa mattina dicevo a una sorella, la vita è breve. La vita è niente. Oggi ci siamo e neanche possiamo dire domani, ma fra un attimo non ci siamo. È un attimo che non ci siamo più. E voi sapete che dobbiamo incontrarci con qualcuno. Passiamo, per la grazia di Dio, non sono per le nostre opere, passiamo dalla morte alla vita, direttamente. Ma che vita hai vissuto da credente? L'Apostolo Paolo ha usato un'espressione. Prima di andare con il Signore. Ho combattuto il buon combattimento. Ho ferrato la fede, ho osservato la fede e adesso vado a prendermi la corona. Lo puoi dire tu? Io me lo chiedevo questa mattina. Ho combattuto il buon combattimento della fede. Dio ti ha chiamato a combattere. Il servizio al Signore è un combattimento della fede. È un combattimento spirituale che ogni mattina tu affronterai. È vero o non è vero? Ogni giorno tu ti trovi a fare una scelta, a combattere in una società, in un mondo dove non conosce il Signore, dove agiscono in maniera completamente secondo il loro modo di vedere. Meritocrazia, tu devi essere, devi fare. Mi piace quando l'Apostolo Paolo dice io sono quello che sono per la grazia di Dio. E questa mattina io voglio concludere semplicemente questo passo che il Signore ha messo nel mio cuore. Egli desidera farti conoscere la potenza dello Spirito Santo. Dove tu non puoi arrivare, quello che tu non puoi fare, lo Spirito Santo lo può fare. Se tu ci credi, tu vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Perché è lo Spirito Santo che opera. È lo Spirito Santo che oggi, per la grazia di Dio, agisce nella Chiesa, sulla Chiesa e su ogni credente. È lo Spirito Santo che compunge di peccato. Non sono le nostre parole, non sono le nostre belle prediche, ma è lo Spirito Santo che parla. Voglio dirti questo, stai pregando per un tuo amico, per un tuo figlio, per tua moglie, per tuo marito, per un tuo parente, per un amico. Hai chiesto allo Spirito Santo di operare nella sua vita? L'hai affidato allo Spirito Santo? E se l'hai affidato allo Spirito Santo, non preoccuparti, perché Lui sa fare le cose e le fa molto bene. Ma dopo questa preghiera, di anche queste parole, te le dico per esperienza. Signore, fa che io non guasti ciò che tu stai facendo. Perché a volte la nostra conoscenza ci fa sentire talmente così con autorità, di sapere nelle vite delle persone cosa dire, come dire e quanto dirlo. Domenica scorsa abbiamo parlato degli amici di Giobbe, vi ricordate, no? E alla fine Giobbe ha dovuto pregare per loro. Questa mattina ho letto su Facebook di una cara amica, sorella in Cristo, che ha perso suo marito, giovane. È morto dal virus. Ha scritto qualcosa, vi posso garantire che mi ha spaccato il cuore. Ho detto a mia moglie, sono rimasto così male sentire queste parole. Non frequenta questa chiesa, frequenta un'altra chiesa, ma io la conosco. Gli ho scritto qualcosa. Perché diceva come si permettono di giudicare. Perché la scelta di suo marito è stata fatta in maniera differente. Ha voluto fare un'altra scelta. Non ha voluto vaccinarsi, non ha voluto... Questo è quello che sapevamo, ma... Come si permettono di giudicare la vita degli altri? Il dolore di una mamma
giovane, di quello che sta vivendo, di quello che ha vissuto e con i figli. E questo anche nell'ambito della Chiesa. Io gli ho chiesto perdonami. Dio non ci ha chiamato a giudicare. Dio ci ha chiamati a pregare. Dio ci ha chiamato a sostenere. Chi sei tu che giudichi tuo fratello? Al Signore appartiene il giudizio. A me appartiene starti vicino. Una spalla per piangere. Se mi permetti, io ci sono. Non ti preoccupare. Chiamami. Ci sono. Perché voglio essere guidato dallo Spirito Santo. Non voglio agire con la mia conoscenza, con la mia preparazione biblica, con la mia conoscenza che ho della Bibbia e voglio farti un insegnamento dottrinale. Non è questo. Io voglio dirti una sola cosa, che Gesù ha pietà di me, ha avuto pietà di me e ce l'ha ancora pietà di me. E se sono nella grazia, è solo per la grazia di Dio. E se sono ancora in piedi è per l'amore di Dio. E se continuo ad andare avanti è per la guida dello Spirito Santo. Alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te. Se avete un canto. Guardate, fratelli, questo messaggio non è un messaggio di un appello avanti, perché... Però voglio dirti una cosa. Se tu hai realizzato questo messaggio da parte di Dio e quindi sei consapevole della tua posizione in Cristo, del tuo livello spirituale, tu puoi fare questa mattina un passo avanti. Più volte io ho sempre detto, qualche domenica ho detto, quanti vogliono essere usati da Dio? Molti vogliono essere usati da Dio, ma non vogliono andare ai piedi del Signore per essere usati da Dio. Se tu vuoi essere usato da Dio, ascolta bene, c'è un prezzo da pagare. C'è un tempo che devi dare al Signore. Devi stare in comunione con Lui, con la comunione dello Spirito Santo. In comunione con Lui. 75-80% della vita ministeriale di Gesù era in comunione con il Padre. Era in preghiera. Allora la mia domanda è questa. Dopo che ti ho detto questo, c'è un prezzo da pagare. Non alzare la mano, tienila in tasca, nascondila. Se tu non vuoi, ma se tu invece vuoi dire, Signore, come abbiamo cantato quel cantico, fai di me ciò che vuoi. Fai di me ciò che vuoi. Questo è un prezzo. E se tu sei pronto a pagarne il prezzo, allora alza la tua mano, lascia che il Signore la veda. Con tutto il tuo cuore questa mattina dire, Signore, io voglio pagare questo prezzo, qualsiasi esso sia, però Signore io desidero che tu mi riempi del tuo Santo Spirito, perché io voglio vivere per te. Voglio essere usato da te, non voglio vivere sui due livelli, non voglio basarmi più su questi due livelli, io voglio andare al terzo livello, voglio vivere per lo Spirito, camminare per lo Spirito, essere usati dallo Spirito. E questa mattina c'è lo Spirito di Dio in mezzo a noi, perché dove c'è lo Spirito di Dio vi è libertà. Alleluia. Gloria a Dio. Penso al tuo amore per me, Alleluia. quando penso alla grazia
meravigliosa che tu hai fatto, per quella morte su quella croce, Signore, che ha dato sì di poter donarci il tuo Santo Spirito, Signore, nella tua Chiesa, nei nostri cuori, Signore. Signore, tu hai dimostrato quanto buono è il Padre, e ogni figlio, Signore, che ama il Padre vuole seguire le sue orme, Signore. Padre, metti veramente questo impulso dentro ciascuno di noi, Signore, questa direzione che viene da te, Gesù. Signore, vogliamo seguirti, vogliamo seguire. Tu hai detto che nessuno di noi sarà orfano, perché tu hai dato il tuo Santo Spirito, Signore. E grazie perché vive nella tua Chiesa, Signore. Benedici ogni cuore, Signore, che sia aperto davanti a te in questa mattina nell'ascolto della tua parola, Signore, che ha aperto il proprio cuore per ricercare veramente, Signore, la direzione, la guida, l'aiuto. Signore, intervieni. Padre, vogliamo essere dei buoni figli perché tu sei un buon Padre, Signore. Signore, grazie per la tua misericordia, Signore, per come passi oltre e per come stimoli la nostra fede, Signore. Signore, ogni nostra preoccupazione la conosci bene, ogni nostra situazione tu la conosci bene, ma Signore fa che ogni situazione, in ogni preoccupazione ci sia la guida del tuo Santo Spirito per uscirne, Signore. E tutto questo ti chiediamo sempre per i meriti di Gesù, non per i nostri meriti, Signore, ma nel nostro cammino perché ci sei tu, Signore, i tuoi meriti sono quelli che ci portano avanti, Gesù. Benedici questa giornata, benedici questa domenica e, Signore, che possiamo andare con la tua pace, con la tua grazia, Signore, sempre nei nostri cuori. Nel nome di Gesù, Padre. Amen. Grazie, Gesù. A tutti, fratelli e sorelle, buona domenica.